Buonasera a tutto il pubblico di Toscana Sprint, ci troviamo a Bottegone per seguire questa ormai storica gara riservata alla categoria Elite Under 23, ovvero la 21esima Pistoia Fiorano Modenese, una gara in linea che vedrà i corridori partire da Bottegone e arrivare fino a Fiorano Modenese. La sede di ritrovo è stata organizzata presso la Gallicani Piante, tra l'altro anche sponsor di questa gara, ormai arrivata appunto alla 21esima edizione, gara organizzata dall'OCIP, Organizzazioni Ciclistiche Pistoiesi, in collaborazione con il GS Spezzano Castelvetro di Modena. E questa, vi ricordo, appunto una gara che si svolgerà in linea per un totale di 152 km, che vedrà i corridori percorrere le salite, o soprattutto la salita di Collina, la collina pistoiese, fino a Signorino, per poi scendere a Porretta, dove inizierà anche il rifornimento, poi salire a Valico della Masera, poi si riscende tutto un falsopiano in mezzo alle colline modenesi fino ad arrivare a Fiorano, dove dovranno percorrere 2 giri e poi ci sarà l'arrivo. Presente alla partenza anche il presidente del comitato Federciclismo Toscana, Giacomo Bacci, che per impegni istituzionali non potrà essere presente all'arrivo, e noi l'abbiamo fermato per avere anche delle impressioni da parte sua su questa gara storica. Andiamo ad ascoltare Giacomo Bacci. Giacomo Bacci, oggi alla 21esima Pistoia Fiorano, oggi un parco partenti eccezionale. Ma mi sembra di sì, ormai come ogni anno è una tradizione, sicuramente una gara importante dove mette in evidenza coloro che poi potranno essere i protagonisti della categoria superiore, quindi 132 partenti, una bella manifestazione sempre ben organizzata sotto tutti gli aspetti, quindi io credo che sicuramente anche oggi ci saranno dei protagonisti importanti affinché sia ben inquadrata e ben sicuramente riuscita la manifestazione di questo tipo. Gallicani Piante, come sappiamo, ormai è una sicurezza per la Pistoia Fiorano. È soltanto da elogiare uno sponsor così importante per il ciclismo che ne sta cercando sempre di più. Ma io credo sì, questa famiglia veramente con la grande passione del ciclismo sta sostenendo sicuramente qualcosa di importante, quindi io credo insieme ai motociclisti pistoiesi che questo sia veramente un connubio che credo che sia anche consolidato ormai e che quindi possa regalarci ancora tante bellissime manifestazioni anche per il futuro. E ci auguriamo anche noi che queste manifestazioni si ripetano ancora nell'arco delle prossime stagioni, e soprattutto speriamo che una classica come la Pistoia Fiorano Modenese si ripeta e porti ancora grandi nomi al suo albo d'oro, che poi troveremo anche nel mondo dei professionisti, perché se andiamo a scorgere un po' chi sono i vincitori di questa gara, troviamo fra i nomi un pochino che abbiamo conosciuto di più, troviamo Simone Guidi nel 2005, poi Dimitri Grabowski nel 2006, corridore ai tempi nella Finauto, che purtroppo è venuto a mancare non tanto tempo fa. A seguire troviamo anche Antonio Parinello, che è stato professionista, Simone Antonini, che l'ha vinta per 2 anni di fila, ancora professionista alla Wanty, Alberto Bettiol, corridore adesso della BMC, e speriamo che appunto questa gara porti ancora degli altri nomi importanti nel mondo del professionismo. Tante le squadre che hanno preso il via, saranno in tutto 132 i partenti a questa 21esima Pistoia Fiorano Modenese, che adesso vediamo scorgere anche nelle immagini. Adesso il team Colpac, poi troviamo anche la Named Sport Rocket, la Petroli Firenze, la Gallina Colosio Eurofeed, la Autozai Contri, la Gragnano Sporting Club, la Maltinti, la Mastro Marco, l'Overall, poi la Tripe Tetolo, la Regolo Tre Colli, Sestese, Team Colpa, come abbiamo detto, Team Mamma e Papà Fanini, la Pistoiese, la Zalf Euromobili, la Ciclistica Malmantile, il Sagri Team Cuneo e la Cremonese Guerciotti. Ma non solo i corridori che hanno preso il via, ma anche degli esponenti australiani che sono venuti a trovare gli organizzatori e che qui ci deliziano con il loro inno nazionale, che andiamo ad ascoltare. No,
E questo era l'inno nazionale di questi ragazzi, queste ragazze che vengono dall'Australia, tra cui una di quelle presenti ha corso anche nel team di Brunello Fanini, quindi la Michela Fanini, e noi invece continuiamo con quelle che sono le società che prenderanno il via a questa 21esima Pistoia Fiorano Modenese. Sono 18 in tutto i team che partono quest'oggi, con la partenza ormai imminente data dal presidente della Federciclismo Toscana Giacomo Bacci. Partenza qui da Bottegone che viene data in questo momento, e quindi si apre la 21esima Pistoia Fiorano Modenese, 152 i chilometri e 2 salite da percorrere, in primis quella di Collina e poi a seguire quella del valico della Masera, poi falsopiano fra le colline modenesi fino a Fiorano, dove i corridori dovranno percorrere 2 giri e ci sarà l'arrivo, un parterre importante, quello di oggi, tante le squadre importanti, a partire da quelle di casa un pochino più plurivittoriose come la Opla Petroli Firenze, poi il team Colpac e la Zalf Euromobile, che comunque sono 2 società che possiamo dire essere 2 società all'occhiello del mondo del ciclismo dilettantistico. Partenza molto tranquilla, come possiamo vedere da queste immagini, e vi ricordo tutta la sede di iscrizione e di partenza è stata presso i Galligani Piante, che è uno degli sponsor, ma non ci sono solo loro, ci sono anche altri, a partire dalla Vepigraph Serigrafia, poi la Cat GSRL, la Lea Ceramiche, la Spadi Automotor, il servizio delle ambulanze della Misericordia di Quarrata, che è stato importante quest'oggi, e poi a seguire la Panaria Industrie Ceramiche SPA e Costruzioni Meccaniche. Questi sono gli sponsor della manifestazione. La campanella Costruzioni Meccaniche, questo era l'ultimo ma non ultimo, e noi andiamo avanti invece con le immagini nella gara quando siamo a Pistoia, in prossimità di Pistoia, quindi vicini all'attacco della salita di Collina. La situazione al 14° chilometro vede questa situazione di 8 in fuga e il gruppo adesso a inseguire con una ventina di secondi, quindi qualcuno che cerca di avvantaggiarsi in vista dell'asperità di giornata. Vi ricordo è una corsa che ha visto vincere diversi corridori, quindi non solamente scalatori, non solamente velocisti, ma un po' tutti, e quindi è una gara molto molto aperta. Basta per i velocisti passare l'asperità più importante, che è quella di Collina, perché comunque è una salita lunga, si parla di 10 km di salita non impegnativa, una salita che viene fatta di rapporto, però se fatta forte, soprattutto nei primi chilometri di corsa, perché non c'è tanto da quando si parte, quindi potrebbe rimanere anche nelle gambe dei corridori. Il gruppo adesso l'abbiamo visto compatto alle loro spalle, ma senza l'intenzione di inseguire. Noi siamo ritornati davanti invece con i corridori che hanno iniziato in questo momento la salita di Collina, e sono sempre gli 8 in fuga, e andiamo a vedere di chi si tratta. Con il dorsale 130 abbiamo Pasquale Abenante della Zalf Euromobile Desire Fior, poi con il 31 Adam Cus della Gallina Colosio Eurofeed, con il 12 Laurent Rigolet della Named Sport, poi con il 129 corridore sempre della Zalf Edoardo Ferri, con il 107 abbiamo i corridori della Colpac Carlo Alberto Giordani, 27 invece per Di Felice Francesco sempre Gallina Colosio, poi 19 per Yuri Colonna della Petroli Firenze Opla, e con il 149 invece a chiudere questo gruppetto di 8 corridori si tratta di Pedroni Andrea Iuri della Cremonese Guerciotti. Questo invece è quello che succede alle spalle, c'è un terzetto che sta cercando di rientrare davanti, anche se adesso sono rimasti in 2. Abbiamo visto a 20 secondi con il dorsale 63 la Terra Pirré della Mastro Marco, e con il 46 invece era il corridore della Maltinti Alfonso Piselli, e più staccato con il numero 100 che non è riuscito a reggere le ruote degli altri compagni di avventura, era Alfredo Rutili della Sestese. Questo invece è il gruppo trainato dagli uomini della Named Sport, con il dorsale 5 Simone Piccolo, che ha messo in fila il gruppo. Vi ricordo una salita non impegnativa quella di Collina, perché si sale anche di rapporto, però fatta nei primi chilometri potrebbe
essere pesante e difficile da digerire per i corridori che non sono degli scalatori, quindi velocisti, ma vediamo l'andatura comunque abbastanza controllata dagli uomini della Named Sport Rocket. Qui siamo nuovamente in testa, dove si sono rimescolate un po' le carte, sono stati ripresi gli 8, si è formato un gruppo un po' più folto e se ne stanno andando via adesso due corridori, diciamo, di casa, della Opla Firenze Termopetroli e poi della Mastro Marco con il dorsale 20, lo vediamo adesso a fare l'andatura Andrea Caciotti, mentre con il dorsale 56 della Mastro Marco è Luca Covili. Questa è la coppia subito prima del gruppetto che si è formato alle spalle, o comunque diciamo il gruppo che è rientrato davanti sugli 8 e non avevano un grande margine di vantaggio, tirato adesso agli uomini del team Kolpak. Quindi possiamo dire situazione di gruppo compatto, anche se si è creato un po' di selezione. Come vi dicevo, la salita non è impegnativa, però fatta nei primi chilometri magari a qualcuno può rimanere sulle gambe, ma lo vediamo il gruppo che praticamente ormai è allungato, ma è di nuovo compatto, con la situazione dei due al comando a fare l'andatura, quindi da il corridore Caciotti Andrea della Petroli Firenze e da Luca Covili della Mastro Marco, e dietro il team Kolpak con adesso Davide Botta a fare l'andatura. E quando siamo ormai quasi al valico, quasi alla galleria che contraddistingue la salita di collina, la situazione cambia nuovamente con una coppia del team Kolpak che ovviamente ci aspettavamo in questa fase in salita essere molto più attiva, che prova ad andarsene, ma rispondono bene gli uomini della Petroli Opla e della Mastro Marco, quindi vengono ripresi i due al comando e si forma questo gruppettino quando ormai siamo alla fine, al termine della salita di collina. Li vediamo passare i due battistrada del team Kolpak e dietro il gruppetto che si è formato, con il gruppo che accusa un ritardo, un leggero ritardo di una decina di secondi tirato dagli uomini della Zalf Desiree Euromobil. In questo istante, quando scendiamo ormai da collina verso Porretta, quello che è rimasto del gruppo è, tra virgolette, ben poco. Questi sono i ritardatari che si sono attardati sulla salita di collina. Vi ricordo adesso ci sarà la discesa verso Porretta e poi inizierà il rifornimento e i corridori dovranno affrontare un'altra salita, quella di valico della Masera, molto più leggera della collina pistoiese, per poi riscendere e andare nel falsopiano che li porterà verso Fiorano. Qui ritorniamo davanti in questa 21esima Pistoia Fiorano Modenese, quando siamo a Porretta al chilometro 50, con la situazione che vede 7 corridori al comando. Con il numero 17 si tratta di Nicolas Cianetti della Petroli Firenze, poi con il 103 abbiamo Stefano Oldani del team Kolpak, il 20 con Andrea Caciotti della Petroli Firenze, aveva provato ad andare via prima, con il 110 sempre della Kolpak Verza, che aveva rilanciato in cima alla salita di collina, poi 105 sempre per Davide Botta, che invece stava facendo l'andatura prima che venissero ripresi i due. Il numero 19 con il dorsale 19 Yuri Colonna della Petroli Firenze, con il 56 si tratta del corridore della Mastro Marco Luca Covilli. Questo il gruppetto che sta caratterizzando questa gara, che è quasi arrivata alla metà, perché vi ricordo sono 152 i chilometri totali di questa 21esima Pistoia Fiorano Modenese. Il gruppo adesso ci viene segnalato con una quarantina di secondi di ritardo, ma adesso andremo a vedere anche con le immagini e dal cronometro quanto hanno effettivamente i corridori del gruppo che devono inseguire, ma inseguire molto probabilmente sarà solamente la Zalf. Infatti la vediamo, la Zalf che dietro si sta portando all'inseguimento, perché sono gli unici delle squadre un pochino più organizzate ad essere rimaste fuori dalla fuga. E mentre vediamo anche le immagini del gruppo che sta cercando di rientrare, quando vi ricordo siamo a Porretta, andiamo a ricordare anche dei componenti di questa gara che stanno mettendo al loro servizio per la corsa, con la giuria, che vede il presidente di giuria Loris Mencaci, il componente Rossana Pardini, poi il giudice di arrivo Alice Scarpelli e il componente in moto Simona Lamanda, in questa gara organizzata dall'OCIP, Organizzazione Ciclistica Pistoiesi, e in collaborazione insieme alla società di Modena di GS Spezzano
Castelvetro. E questo è il gruppo, l'abbiamo visto ancora all'inseguimento, quando noi invece ritorniamo con le immagini sulla fuga davanti, che vede ancora i 7 con un vantaggio abbastanza rassicurante. I corridori sono ormai sulla seconda salita di giornata, che è quella di Valico della Masera, poi ci sarà la Valle del Leo e Bolognina, che sono altri due salitelle che in confronto a quelle che hanno già affrontato fino a questo momento sono molto leggere. Questo invece il gruppo, sono rimasti in tutto una cinquantina i corridori in gara nella parte iniziale, anche perché l'organizzazione giustamente per questioni di sicurezza ha dato l'obbligo ai corridori che sarebbero staccati e che prendevano un distacco interessante dalla testa del ritiro immediato, per contenere ovviamente la gara e per garantire tutti i servizi. Vi ricordo anche il direttore di gara, che è Rodolfo Gambacciani, insieme a Rampogni. Questi sono un po' tutti i componenti che siamo andati a ricordare. Noi ritorniamo davanti quando siamo a chilometro 75 a Lizzano Belvedere. I 7 al comando hanno ancora un vantaggio interessante sul gruppo. Quindi una bella azione questa, che è nata praticamente in cima a Signorino, quando si passava in località Signorino, per poi andare via definitivamente al traforo di Collina. Ha visto interessate le società della Colpac, della Petrolio Pla, della Mastro Marco, e queste hanno creato una situazione interessante dove dietro hanno messo ai ferri corti la Zalf e tutte le altre squadre per poter rientrare quando siamo al 75esimo chilometro, praticamente a metà gara. E questa è la situazione, con i 7 davanti, il gruppo che ci viene segnalato con un ritardo adesso di 1 minuto e 50 secondi, quindi quasi 2 minuti per i battistrada, che stanno continuando ad andare di comune accordo in forze il team Colpac con 3 elementi, 2 per quanto riguarda la Petroli Firenze Opla e da solo invece il corridore della Mastro Marco, ma ancora si stanno dando cambi regolari. Questo è quello che succede alle spalle. A 1 minuto e 25 è transitato con il dorsale 41 il corridore della Gragnano, si trattava di Bruno Aslani. E questo invece il gruppo tirato dagli uomini della Gallina Colosio, adesso, o meglio quello che è rimasto del gruppo, perché vi ricordo sono partiti per questa gara in 132 e adesso ci segnalano essere una cinquantina gli atleti rimasti nella gara, quella aperta, perché vi ricordo che chi si staccava aveva un distacco importante dalla testa, veniva automaticamente squalificato per questioni di sicurezza. Siamo a 100 metri dal GPM offerto dalla Lea e dalla Galligani Piante e vedremo chi andrà a vincerlo. C'è anche la volata e ad aggiudicarselo è il corridore della Petroli Firenze Opla con il dorsale 110 Riccardo Verza, ma molto probabilmente adesso si riunirà il gruppetto per continuare ad andare di comune accordo quando siamo ormai all'81esimo chilometro. Questo invece è il gruppo che transita sempre con un primo e 50 secondi di ritardo e sempre gli uomini della Zalf a fare l'andatura. Adesso arrivano anche i Maltinti Gragnano e sono rimasti anche loro fuori da quell'azione importante che quando siamo ormai nella parte pianeggiante, perché adesso è tutto un falso piano fino a Fiorano, in mezzo alle colline modenesi. Qui effettivamente il gruppo potrebbe ancora rimontare qualcosa e noi ritorniamo davanti quando siamo all'85esimo chilometro e i 7 ancora di comune accordo. Vi ricordo della Petroli Firenze Cianetti Nicolas, Iuri Colonna, Andrea Caciotti, poi Luca Covilli della Mastro Marco e della Team Colpac Stefano Oldani, Davide Botta e Riccardo Verza. Questi 7 che stanno caratterizzando questa 21esima Pistoia Fiorano Modenese, che hanno ancora un vantaggio di 1 minuto sul gruppo, anzi qualcosa in più ci stanno riferendo in questo momento. Era 1 minuto e 50 il vantaggio di prima e abbiamo visto qualche difficoltà per il corridore della Petroli Firenze Opla con un rapporto durissimo. Molto probabilmente è successo qualcosa al cambio
quando siamo in questo tratto in salita, eh sì, probabilmente si è bloccato il cambio elettronico per Andrea Casciotti del Petroli Firenze Opla, che comunque non molle, sta cercando di rimanere lì nell'attesa del cambio bici. Purtroppo gli è capitato questo tratto in leggera salita, è una delle due salitelle che vi dicevo esserci dopo le due, quelle più importanti, e a seguire ci sarà un lungo tratto in pianura o comunque falso piano fino a poi arrivare alla Bolognina, che è l'altra salitella, e poi dritti dritti fino a Fiorano, dove vi ricordo saranno 2 i giri che dovranno percorrere i corridori e che poi vedrà anche la sede d'arrivo. Eccolo il cambio bici per Andrea Casciotti, fatto al volo dai suoi compagni di squadra, e riparte. Non ha perso molto fortunatamente, i compagni sono lì e c'è tutto l'interesse da parte dei 6 davanti di aspettare Casciotti per continuare di comune accordo in trio forze gli uomini della Petroli Firenze Opla, in forza anche il Team Colpack con 3 elementi, e poi solamente Luca Covilli della Mastro Marco. Comunque una bella azione che è quella che si sta presentando in questa gara e che la sta caratterizzando in maniera decisiva. E lo vediamo adesso, rientra il Andrea Casciotti di corridore della Petroli Firenze, e questo invece è quello che succede alle spalle. Si è staccato un terzetto dal gruppo con un uomo Gragnano, Mastro Marco e Petroli Firenze Opla. Quindi una bella azione con un ritardo di questi 3 di 2 minuti dalla testa. Andiamo a vedere di chi si tratta. Con il 13 Gabriele Giannelli, poi con il dorsale 63 la Terra Pirré, e con il 39 si tratta del corridore della Gragnano Sporting Club, ovvero Claudio Longhitano. Questo è il terzetto a 2 minuti di ritardo dalla testa, il gruppo ancora trainato adesso in maniera poderosa da parte degli uomini della Zalf. Questa è la situazione con il gruppo con un ritardo di 2 minuti e 20. Ovviamente gli uomini della Petroli Firenze Opla a fare da stopper all'impulso in questo momento di Pasquale Abenante della Zalf Euromobili Desiré Fior, che sta facendo l'andatura, la Zalf che sta inseguendo praticamente dalla fine della salita di collina. È un'interessante sfida quella che si sta disputando su questa 21esima Pistoia Fiorano-Modenese. Noi ritorniamo davanti, siamo già oltre il 100° chilometro, siamo al chilometro 108 e siamo nel tratto di falso piano che vi dicevo in mezzo alle colline modenesi, e questo è difficile perché non vedi mai la fine, praticamente da te sono solamente montagne e la strada che ci finisce in mezzo, quindi da solo è un'impresa, ma in 7 comunque riescono a darsi una grande mano. Siamo vicino a Vignola con la fuga che è partita, vi ricordo, alla fine della salita di collina Signorino, e che adesso vede già qualche difficoltà nel gruppo, adesso con Yuri Colonna che lo vediamo transitare con il corridore della Mastro Marco Luca Covilli, che giustamente dice: io sono da solo, voi siete 3 per squadra, è bene che adesso iniziate a tirare un po' voi, che io mi devo riposare. Dietro invece è sempre la Zalf inossidabile con l'impulso sempre del battistrada con il dorsale 130 Pasquale Abenante, che ha recuperato tantissimo, perché al chilometro 85 avevano ancora 2 minuti e 20, al chilometro 108, quindi nel tratto di falso piano dove veramente si può spingere, hanno recuperato tanto. Adesso il distacco è di 50 secondi, quindi si sta riaprendo la gara, si sta riaprendo questa 21esima Pistoia Fiorano Modenese. Ovviamente gli uomini della Mastro Marco e della Petroli stanno facendo da stopper, ma l'azione della Zalf sotto l'impulso di Abenante adesso è ancora, direi, sta recuperando e si sta riportando sotto 50 secondi di ritardo. E siamo a Castelvetro con la situazione che adesso cambia al comando, con una coppia che la vediamo formata dai 2 corridori che erano in fuga, con Andrea Casciotti e con il dorsale 103 Stefano Oldani, che sono venuti via
dai 7 che stanno cercando di andare via da soli. Siamo al 117esimo chilometro, vi ricordo sono 152 i chilometri totali, siamo a una quarantina di chilometri circa dall'arrivo e adesso è una sfida importante quella che si stanno preannunciando i due corridori davanti, che hanno staccato i propri compagni di fuga, i propri compagni d'azione, e che stanno cercando di resistere all'impulso del gruppo. La coppia al comando che ha ancora un ritardo interessante sui propri compagni, che ancora non sono stati ripresi dal gruppo, quindi una cinquantina di secondi il loro vantaggio, anche se ci dicono che alle spalle il gruppo si è riportato sotto e che quindi si sta rimescolando tutto quando siamo ormai nelle fasi conclusive di questa 21esima Pistoia Fiorano. La gara è tutta da rifare ed eccolo quello che si è formato alle spalle. È stata ripresa praticamente la fuga da un terzetto che si è unito, formato da Marchesini della Tripetetolo, poi Konishev della Petroli Firenze Opla, e dal corridore con il dorsale 39 Claudio Longhitano della Gragnano Sporting Club, che lo vediamo adesso a fare l'andatura. Quindi dai 7 che avevamo visto precedentemente se ne sono staccati 2, hanno preso un leggero margine di vantaggio e si sono aggregati altri 3 corridori. Quindi continua la fuga ormai con un calo di forze, ovviamente direi, per l'azione fatta fino a questo momento, anche se non mollano i due corridori al comando, con Andrea Casciotti e con il dorsale 103 il corridore del Team Colpack Stefano Oldani. Adesso invece è Riccardo Marchesini della Tripetetolo a fare l'andatura. Il gruppo non è lontano, andiamo a vedere quanto ha di ritardo il gruppo che è trainato. Cambia adesso l'inseguitore, non è più la Zalf ma è la Mastro Marco che vuole riportarsi davanti, forse non gli sta più bene di come si è messa la corsa, e con il dorsale 61 è Paolo Baccio a fare l'andatura. Quello che è rimasto del gruppo sono sempre una cinquantina, vi ricordo i corridori che sono rimasti in gara. Gruppo che ha un ritardo di 1 minuto e 20 sulla testa al comando e di una trentina di secondi invece dal gruppetto subito all'inseguimento. Quindi ormai una gara molto interessante, perché sembrava che dovesse essere la fuga decisiva con 2 minuti di vantaggio. Una grande azione della Zalf ha riportato a 50 secondi il gruppo, che adesso invece trainato dagli uomini della Mastro Marco Chianti Sensi sta cercando di riportarsi sotto, quando ormai siamo al 133esimo chilometro, in prossimità del primo dei 2 traguardi volanti, posto 1 praticamente successivamente all'altro, e ancora la coppia davanti con i corridori della Petroli Opla e del Team Colpack, con Andrea Casciotti e con Stefano Oldani, che stanno andando ancora di comune accordo quando siamo veramente nelle fasi conclusive. Siamo ormai a una quindicina di chilometri dal traguardo. Chiede ancora collaborazione Casciotti a Oldani, anche loro, per loro le forze stanno arrivando veramente alla fine, sono in fuga da tantissimi chilometri, ma bravi per la costanza. Ed eccoci al traguardo volante, non c'è volata, e a vincerlo comunque è Stefano Oldani del Team Colpack davanti a Andrea Casciotti. Ed ecco invece l'altro traguardo volante, quindi ancora 100 metri prima del successivo, e vi dicevo erano uno a poca distanza dall'altro, e per sportività anche Stefano Oldani lo lascia al corridore della Petroli Casciotti. Questo invece il gruppo che ha ripreso praticamente la fuga, e quindi è un inseguimento tutto da seguire, questo con il gruppo a 1 minuto ancora dalla testa, che nonostante le fatiche fatte fino a questo momento sta mantenendo testa all'inseguimento della Mastro Marco, che si è praticamente andata al posto della Zalf Desiree Fiore Romobile a tirare, con anche gli uomini della Gragnano. Sarà interessante vedere questa sfida quando siamo negli ultimi chilometri di questa gara, e a breve vedremo anche il passaggio sotto l'arrivo. Ed eccoci con gli atleti al comando, siamo già a Fiorano, si passerà sotto l'arrivo che segnerà
2 giri alla conclusione, quindi 2 giri da percorrere qui a Fiorano e poi andremo a vedere chi si andrà ad aggiudicare questa 21esima Pistoia Fiorano Modenese, una gara diventata ormai un classico per la categoria Elite ed Under 23, che ha visto grandissimi nomi nel suo albo d'oro e quest'anno speriamo ci dia un altro nome che prossimamente potremo ritrovare nella categoria professionisti. Ancora con la coppia al comando siamo ormai in prossimità del traguardo, vedete 100 metri al passaggio da sotto lo striscione e per loro 2 giri al termine. Ancora 2 giri al termine e quindi il gruppo che alle spalle ancora non si vede o comunque in lontananza subisce ancora un ritardo di 30 secondi, adesso tirato dagli uomini della Gragnano. Una grande fatica, una grande azione, una bellissima gara quella che si sta svolgendo quest'oggi su un percorso che sulla carta è facilissimo, a parte la salita, vi ricordo, di collina, che è fatta comunque nei primi chilometri, può spezzare le gambe ma che può regalare emozioni fino alla fine, come è successo quest'anno, che vede una coppia al comando con Andrea Casciotti e Stefano Oldani che sono venuti via da il gruppo dei 7 che ha caratterizzato la fuga in cima al Signorino, ed eccoci al suono della campana e c'è praticamente la volata, ma stanno sbagliando giro e c'è anche delle dimostranze da parte del corridore della Opla e credevano fosse l'arrivo, invece c'è ancora un giro perché c'è il suono della campana. Siamo al ormai ultimo giro, il gruppo ormai rientra, si rialzano i due, peccato per la bellissima azione che avevano portato avanti Stefano Oldani e Andrea Casciotti, ma quindi all'ultimo giro tutto da rifare con Mastro Marco e Gragnano che stanno facendo l'andatura e si prospetta un arrivo a ranghi compatti, anche perché adesso non c'è più salite, adesso c'è solamente pianura e a meno che non ci sia un'azione da finisher si prospetta appunto un arrivo a ranghi compatti. Ed eccoci in prossimità dell'arrivo, 3 km al traguardo. La Petroli Firenze Opla ha preso in mano le redini del gioco, loro che quest'anno qualche volata comunque l'hanno vinta impostando le loro gare. Alla fine così vedremo come andrà a finire, ricordiamo che è una gara estenuante e vedremo chi sarà ad avere la gamba migliore, e l'Opla in questo momento, la Firenze Petroli Opla Maserati sta conducendo in questi ultimi 3000 metri di questo 21esimo Pistoia Fiorano Modenese, gara organizzata da organizzazioni ciclistiche pistoiesi in collaborazione, ve lo ricordo, col GS Spezzano Castelvetro di Modena. Si riporta avanti anche la Mastro Marco, adesso una sfida sempre direi nostrana, per amor di patria, perché squadre toscane, anche se siamo in terra modenese, però sono sempre le società di casa a fare l'andatura negli ultimi chilometri di questa 21esima Pistoia Fiorano Modenese. 2 treni adesso a contendersi questa volata, Mastro Marco Chianti Sensi sulla sinistra del teleschermo e la Petroli Firenze Opla sulla destra. Vediamo dietro anche le maglie della Zalf Euromobil Desire Fior. Ultimo chilometro e mezzo all'arrivo, quindi ultimi 1500 metri, ma noi siamo già sull'arrivo con la volata che vede l'Opla Firenze davanti con Moreno Marchetti in testa. Moreno Marchetti ancora e va a prendere la 5ª vittoria stagionale. Moreno Marchetti della Petroli Firenze Opla davanti a Alessio Brugna della Namel Sport Rocket, poi Nicolas Dalla Valle, Team Colpac, Gualdon della Gallina Colosio, Francesco Di Felice sempre della Gallina Colosio, poi Filippo Fiorelli Gragnano, Nicola Valacchi Maltinti, poi Mirko Sartori Mastro Marco, Giovanni Iannelli Ciclistica Malmantile, Tommaso Fiaschi Mastro Marco Firenze. Questo l'ordine d'arrivo di questa 21esima Pistoia Fiorano Modenese, che ha visto dopo una bellissima fuga l'arrivo in volata vittorioso di Moreno Marchetti alla sua 5ª vittoria stagionale. Una bellissima stagione quella del corridore della Petroli Firenze Opla, che anche oggi si è contraddistinto su questo percorso. E rivediamola a rallenti la volata di Moreno Marchetti su Alessio Brugna della Named Sport di Potenza, e va a alzare le braccia al cielo qui a Fiorano. Ma andiamo ad ascoltare proprio il vincitore e tutti i protagonisti di questa bellissima gara riservata alla categoria Elite ed Under 23.
Marchetti, oggi come squadra avete fatto un lavoro eccelso e hai coronato il lavoro dei tuoi compagni. Sì, grandissimo lavoro, la corsa si è svolta come la volevamo noi, quindi ci ha portato nel circuito finale come volevamo e ho dovuto solo finalizzare il lavoro dei miei compagni che hanno fatto un treno speciale e finché così è difficile perdere. Oggi un grande traguardo, una grande corsa, un buon auspicio per il Giro d'Italia. Sì, l'ho fatta l'anno scorso questa corsa e mi era piaciuta molto, quindi era nel mio tabellino da puntare per oggi questa corsa. È andata come volevo, quindi sono felicissimo per questo e adesso vediamo il Giro d'Italia. Brugna Alessio, oggi secondo classificato, dietro Marchetti, lo strapotere del plano della Petroli Firenze, non siete riusciti. Ma sì, sicuramente oggi ho fatto ancora più fatica degli ultimi 2 anni a rientrare perché hanno fatto un ritmo penso più sostenuto degli anni scorsi e ci tenevo davvero tanto perché è una gara che mi piace tantissimo. Ho fatto sesto 2 anni fa, secondo anche l'anno scorso e quest'anno sono partito anche con il numero 1, speravo portasse un po' di fortuna, però beh dai, diciamo che mi accontento tra virgolette, siccome mi ha battuto comunque Moreno che è un gran bel corridore, quindi chapeau. Dalla Valle Nicolas, oggi terzo classificato su una gara di prestigio. Ma sì, l'avevo fatta già da quando ero primo anno, sfortunatamente caduto nella discesa. È una bella gara che si adatta bene alle mie caratteristiche, so di stare bene, cercavo la vittoria che deve ancora arrivare in questa stagione, però comunque ho sentito delle buone sensazioni in volata e anche in salita, quindi sono allo stesso contento. Gallegani Iolfe, oggi siamo partiti dalla vostra sede e siamo arrivati in questo splendido scenario, grande vittoria, grandi partecipanti, cosa dire? Sì, come dicevo prima, per noi la gara è corsa vera, la gara è a prepararla, sono i giorni che la precedono. Avevamo notizie di giorno in giorno di una grossa partecipazione e quello ci faceva veramente onore, ci faceva piacere. Ci siamo dati da fare, tutta la mia famiglia, per cercare di liberare gli spazi, perché oggi partire con una gara di questa portata, io parlo della partenza, ci vogliono veramente spazi, squadre che arrivano con team, con grandi furgoni, con macchine, con attrezzature, si cerca di ricevere nel migliore dei modi e poi durante la gara che tutto vada per il meglio. Francesco Tosi, sindaco di Fiorano, siamo partiti da Pistoia, siamo arrivati in questa splendida città, una gara bellissima, cosa dire con questa vostra accoglienza? Oggi è anche una bella giornata, il sole ci aiuta, siamo alla 21esima edizione, l'amministrazione comunale di Fiorano è lieta di ospitare l'arrivo di una gara così importante. Noi siamo lieti e siamo riconoscenti nei confronti degli organizzatori sia di Pistoia che del nostro territorio, l'associazione locale Spezzano Castelvetro che collabora in questa organizzazione e che da anni svolge un ruolo importante anche educativo nello sport locale. Noi auspichiamo che questa esperienza, questa corsa possa ripetersi e il nostro territorio è disponibile ad accoglierla ulteriormente. Allora possiamo dare l'appuntamento per il 2019 e speriamo che sia una giornata come adesso. Certamente, speriamo così, ci mettiamo la firma e ci vediamo fra un anno. Montanari Giulio, oggi un'organizzazione perfetta, una giornata perfetta, un degno arrivo, cosa aggiungere? Ma io credo che quando le cose vanno bene, non succedono problemi, non si fa male a nessuno e ci sia un bel sole, qualcuno si può lamentare per il caldo, ma io sto bene per il caldo, quindi credo che sia il massimo che si possa chiedere a una manifestazione, sia come partecipazione che come agonismo. Sì, noi abbiamo stamattina fatto anche 2 gare di esordienti con 110 partecipanti, 55 o 60 in una e altri 50 in quell'altra. Credo che sia stato un impegno faticoso a livello di organizzazione, ma ringraziando coloro che la finanziano, dal gruppo Panaria Group a tutti gli sponsor che ci aiutano durante l'attività tutto l'anno, io credo che oltretutto dobbiamo ringraziare le forze dell'ordine, il comune, l'amministrazione comunale che ci dà una grossa mano. Io credo che dobbiamo essere soddisfatti e dobbiamo dire arrivederci al 2019.
Hai dato un arrivederci al 2019, ma devi ringraziare soprattutto i tuoi collaboratori e, come hai già citato, gli sponsor in particolare, perché il 2019 possa avere un evento ancora più bello di oggi. Ma noi, parlando di Fiorano, abbiamo sponsor da 30 anni che ci aiutano, quindi credo che problemi economici non ce ne siano. La famiglia Galligani, che è molto appassionata di ciclismo, credo che non ci darà la mano che ci ha dato quest'anno, anzi fanno anche troppo, devo ringraziarli in particolar modo. La OCP, con la quale collaboriamo da 21 anni, credo che non si tiri più indietro, anzi. Se comunque dovessero esserci dei problemi, noi possiamo organizzare la corsa in circuito qua, sul circuito classico, come abbiamo fatto un anno che c'erano stati dei problemi a livello di permessi. Noi potremmo fare anche la gara dei dilettanti qua in circuito senza problemi. A livello economico, grazie a Dio, abbiamo tanti amici che ci hanno anche onorato oggi con la loro presenza. Sono venuti a onorare il contributo che danno e a consegnare il prosciutto, a consegnare i premi. È una soddisfazione. Noi siamo un gruppo di volontari, ma da tanti anni siamo una squadra. Io, vabbè, mi dicono sono il dittatore, il factotum, tutto quello che volete, mettetene finché volete, ma se non avessimo un gruppo di 60 persone che lavorano così, io non riuscirei a fare niente. Io non sarei nessuno, come non sono nessuno anche domani, nel senso che sono un pensionato, mi diverto, mi piace il ciclismo, voglio che i giovani facciano sport, non che vadano nei parchi a ubriacarsi o fare altre robe. Quindi abbiamo i giovani, noi che mandiamo in bicicletta, li alleniamo di continuo, ma non vogliamo dei campioni, vogliamo dei ragazzi seri, perché il ciclismo non è solo agonismo, solo vincitori, il ciclismo è fatto di tante cose, tra quali c'è un ruolo anche sociale per un'associazione come la nostra. E per questo io ringrazio ancora quelli che ci finanziano, lo fanno da 30 anni, è un piacere. Come facciamo noi a chiudere tutto con la gente che ci dà i soldi per fare le cose? Non possiamo farlo. Quindi dico per questo arrivederci al 2019. Alessandro Beccherucci, siamo oggi qui ospiti, siamo arrivati nello stabilimento Lea. Che dire, uno splendido scenario, dalla partenza all'arrivo uno spettacolo. Uno spettacolo che si ripete ogni anno fortunatamente e ogni anno le cose stanno andando ancora meglio. Il numero dei partecipanti, la qualità dei partecipanti, il percorso, il modo di guida, come è curato, come viene seguito dalle autorità, è sempre, anche per me, credimi, è già 21 anni, come ti ripeto, che vengo qui e tutti gli anni mi meraviglio perché vedo che questa cosa sta crescendo in sicurezza, sta crescendo in numeri di persone che arrivano, i corridori che arrivano, nella qualità del podio, sono estremamente soddisfatto. Hai rammentato la sicurezza, abbiamo visto che siamo partiti da Pistoia col gruppo motociclisti pistoiesi che ha scortato i ragazzi fino qui, diciamo, allo stabilimento Lea, e lungo il percorso abbiamo visto uno spettacolo di persone che hanno contribuito alla riuscita di questa manifestazione. Sicuramente senza loro non si potrebbe fare una manifestazione di questo genere, anche se hai toccato un tasto un po' dolente. Io sono pistoiese e attraversare Pistoia, come tutti gli anni, ci crea troppi problemi. Non capisco perché un'amministrazione comunale così attenta a tutto quello che è il territorio si dimentica completamente delle corse di ciclismo. Essenzialmente corse come questa, che hanno una storia, che hanno un valore non soltanto a livello regionale, perché sarà presunzione questa, ma questa può essere tranquillamente una corsa nazionale, perché siamo presenti con squadre che sono squadre a livelli superiori. Pistoia ci ha un po' abbandonato e vorrei sapere perché, ma lo chiederò al nuovo sindaco. Per il resto, quando uno arriva a Pavana cambia il mondo. Cambia il mondo perché troviamo a ogni incrocio sempre completamente controllato dalla polizia, ai vigili, ai carabinieri. Io non so come ringraziarli, spero che questa cosa la sentano loro, perché senza queste persone così volontarie, sono tutte volontarie, credimi, assolutamente volontari, che vogliono che questa manifestazione abbia applauso che è, e infatti si riesce ad arrivare come siamo arrivati. Non so se avete fatto caso, a un certo punto sono entrate anche 2 macchine della polizia stradale, sono entrati i vigili dei vari comuni, quindi non è soltanto a questo punto una gara, è una gara sentita dalle autorità e seguita dalle autorità. Manca Pistoia purtroppo. Hai detto bene, un ottimo connubio. Abbiamo sentito anche le altre voci, hanno detto 2019. Te cosa mi dici?
2019 in che senso? Per la gara per il 2019, per ripetere questa splendida manifestazione. Il 2019 sarebbe 22, 22 per me è un numero fortunato. Fortunato perché io ho il 22 proprio come mio numero. Finché abbiamo la possibilità di avere degli sponsor così seri, così completi, così vicini e così amici, chiaramente come Gallegani, la Lea Ceramica, cioè queste persone ci aiutano moltissimo a livello economico, ci aiutano anche a livello morale perché ci danno uno spunto in più per continuare a procedere in questa ricerca di vincita, perché questa è una scommessa, voi lo sapete, scusate, che questa è l'unica gara che parte da un punto e arriva in un altro punto, da due regioni completamente diverse. Quindi è un impegno enorme sia dalla partenza che l'arrivo. Quindi finché abbiamo questa opportunità, perché perderla? Non credo che gli sponsor che noi abbiamo adesso vogliono lasciare, anzi, sono felicissimi e contenti tutti di poter continuare, speriamo. 22esima, come le ripeto, è un grosso numero per me, è un numero fortunato, speriamo lo sia anche per la prossima edizione.